buona visione da Tenuta Contessa, not protect you from what you love. Non proteggerti da ciò che ti piace. Allora, Mario Caligiuri, Ignazio Messina, il vostro segretario, nonché candidato alle europee, è stato anche a Rende tra le varie tappe calabresi e insomma ha lanciato, diciamo così, fulmini e saette contro la candidatura di Scopelliti alle europee, individuando in questa candidatura quello che non va nella Calabria e soprattutto quello che non va nella idea di Europa che si vuole per la Calabria, perché lui dice se mandiamo un condannato vuol dire che questa Calabria non ha speranze di ripresa. Allora. Ma Ignazio Messina è stato qui in Calabria, abbiamo fatto un giro, siamo stati a Crotone, a Catanzaro, alla Mezia. Abbiamo poi fatto un convegno a Rente perché anche a Rente noi come partito siamo interessati perché c'è il rinnovo del Consiglio Comunale e devo dire che a Rente noi abbiamo presentato, forse lo dico con orgoglio, una lista che ha, ed è l'unica lista che ha il simbolo del partito, quindi significa che noi non rinneghiamo il nostro simbolo. Ignazio Messina è un segretario che viene fuori da un congresso che noi abbiamo celebrato che gli ha dato ampio consenso per portare avanti una nuova linea. Noi abbiamo avuto in passato una situazione non poco felice, certo, perché ci siamo presentati con Incroia. Io all'epoca fui uno di quelli che non ho condiviso perché uno che milita nel partito è giusto che deve portare la linea e il simbolo del partito. E con Ignazio Messina stiamo facendo questo giro. Io mi onoro anche di essere parte dell'esecutivo nazionale, sto girando con Ignazio, anche perché mi lega un rapporto di amicizia. E in Calabria ha fatto delle osservazioni, io credo giuste. Noi abbiamo un presidente della regione che si è dimesso, che è stato condannato e che milita nel partito che il ministro è il ministro degli interni. Allora, se noi vogliamo dare credibilità alla politica e vogliamo dire che la politica deve essere una politica pulita. Io con questo non dico che Scopelliti assolutamente, anche perché primo grado io sono un vale garantista, non sono un giustizialista, assolutamente. Perché bisogna attendere poi i gradi della giustizia, certo, e il verdetto finale, qual è l'esito della causa. Però dico, uno che adesso ha avuto una condanna, secondo me avrebbe dovuto mettersi da parte e aspettare l'esito finale per poi dire se la magistratura nei suoi confronti ha sbagliato oppure aveva ragione. Comunque diciamo che questo tema Scopelliti in campagna elettorale probabilmente serve anche per coagulare consensi, perché fa discutere, abbiamo visto anche sui giornali nazionali quando spazio è stato dedicato alla vicenda Scopelliti e anche a questa candidatura. Ma io non voglio parlare di questa candidatura. Assolutamente. Però voglio dire solo una cosa, se posso dirla. Noi in questi 4 anni abbiamo assistito al fallimento della Regione Calabria. Noi siamo una regione che è in emergenza. È in emergenza per il lavoro, non dimentichiamo che certo, 2 ragazzi ma parleremo su 3... di questi temi, Caligiuri. Torniamo ai temi, diciamo, più attinenti alla sfera locale. Allora, le amministrative, che saranno un test importantissimo, oltre alle europee, e poi le regionali. Italia dei Valori è con il proprio simbolo, lo abbiamo detto, alle europee, ma è con il proprio simbolo anche nelle esperienze amministrative che si sono consolidate in questi giorni e che andranno al rinnovo dei rispettivi consigli comunali, o siete diciamo nel calderone della coalizione di centro-sinistra? Noi siamo
un partito che fa parte della coalizione di centrosinistra. Noi abbiamo avuto degli incontri con il PD a livello nazionale e abbiamo chiarito qual è la nostra posizione, mettendo da parte un po' il passato, gli errori che abbiamo commesso. Oggi invece abbiamo stabilito un percorso che è quello di camminare insieme al PD e ai partiti del centrosinistra. Non a caso a Firenze, dove si vota anche per il rinnovo del Consiglio Comunale, c'è un'alleanza forte che è del PD e dell'Italia dei Valori. Questo significa che noi abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo fatto un programma che è stato condiviso anche dagli altri partiti della coalizione e su questo ragionamento noi stiamo continuando il nostro percorso. In Calabria siamo anche in questa coalizione, stiamo partecipando a delle interpartitiche che stiamo facendo con il segretario regionale del PD, con quelli di Selle, con gli altri partiti che compongono il centrosinistra e ci stiamo muovendo in questa direzione. Lo abbiamo dimostrato qui a Rente, che è uno dei comuni più importanti che in Calabria si vota. Certo, insieme a Montalto sono Rende è il più grosso centro in assoluto, comune, poi sì. C'è Montalto, sono gli unici due che Mendicino, potrebbero andare però diciamo al ballottaggio. Rente diciamo che è il comune che è sotto la lente di ingrandimento dei partiti e non a caso lì noi abbiamo stabilito un percorso che è quello all'interno del centro-sinistra e rivendichiamo, lo ripeto ancora una volta, che siamo l'unico partito ad aver presentato il simbolo. A livello regionale io sto portando avanti la linea del partito, che è quella di affrontare al più presto, mi auguro, le primarie di coalizione per dare la possibilità al popolo calabrese di scegliere il proprio presidente. Non è più accettabile accettare candidati che vengono calati dall'alto, che poi non conoscono nemmeno il territorio e ci troviamo poi ad affrontare i discorsi che anche Fabrizio faceva, che nessuno riesce ad amministrare perché dobbiamo dare la responsabilità a chi in passato ha governato. Noi dobbiamo governare questa regione, è una regione che ha grandi potenzialità, è stato detto, dall'agricoltura al turismo, e quindi è lì che ci dobbiamo muovere. Quindi primarie di coalizione, questo sembra che il PD sciolga i suoi problemi interni. Il PD non deve sciogliere, per quanto ci riguarda Guerini, che è stato in Calabria e ha fatto un'assemblea alla Lamezia, ha detto che le primarie di coalizione si devono fare. Anche il segretario regionale Magorno, non ultimo, una settimana fa sulla Stampa aveva dato anche una data che era quella del 22 giugno per fare le primarie e quindi scegliere il candidato presidente. Si sta discutendo, io mi auguro che adesso le dimissioni che sono ormai diventate ufficiali di Scoppelliti abbreviano il percorso di come poter affrontare questo discorso. Noi non possiamo più aspettare, noi dobbiamo dare al governo della Calabria delle persone che sanno amministrare e che portano avanti i problemi della Calabria. Certo, anche perché sono tanti. Anche perché, diceva Fabrizio, e chiudo, noi stiamo assistendo che molti giovani vanno fuori. Io l'altro giorno ero a Catanzaro e colloquiavo con un mio iscritto di partito che era rientrato dall'Australia e gli ho detto: ma scusami, che sei andato a fare in Australia? Mi ha detto: sono andato a trovare mio figlio che è riuscito a trovare lavoro in Australia. Non è più possibile, vogliamo essere credibili, dobbiamo lavorare per il nostro territorio. Una nuova, ognuno dice la sua, ovviamente Caligiuri che sostiene la candidatura. Per fortuna io non sono avvocato, quindi non faccio il difensore di nessuno. Faccio il difensore della buona politica. Io dico che a Rente c'è stata una buona politica. Non vogliamo dimenticare che Rente ha dato la possibilità a tutti noi di studiare non solo dall'asilo ma fino all'università. Voglio dire che c'è stata una classe politica che ha portato del benessere. A Rente diciamo che si sono create situazioni che hanno dato la possibilità a molti di lavorare. C'è una zona industriale che lavora, che dà questa possibilità. C'è l'Università della Calabria, che nonostante le difficoltà che oggi vive una famiglia, quantomeno garantisce ai propri figli di continuare a studiare. È un'università importante per dire che il territorio è stato amministrato bene.
Capisco che forse negli ultimi periodi la politica ha incancrenito i rapporti a livello personale, è questo che noi dobbiamo correggere, ma da qui a dire che Rente non è stata amministrata bene anche negli ultimi giorni a guida Cavalcanti, io dico che non è corretto, perché anche la giunta Cavalcanti ha amministrato bene. Noi abbiamo fatto parte di quella giunta, avevamo il vice sindaco nella persona di Emilio De Bartolo e avevamo anche l'avvocato Scarpelli che era capogruppo. Qual è il motivo? Nessuno apparentemente io credo nessuno che l'ha spiegato e nessuno l'ha capito apparentemente. Allora vorremmo che il centro-sinistra facesse chiarezza su questo. È vero o no che c'è un commissariamento? È vero che c'è stato un predissesto dichiarato dal commissario? È vero o no che quindi il bilancio faceva acqua da tutte le parti? È vero o no che c'è stata un'indagine forte dell'antimafia su infiltrazioni mafiose su questa città? Voglio capire sì, cosa che però è si è successo. conclusa Nulla, che a perché Rendo non c'è, se c'era un fatto benissimo, ma se c'è c'era stata- un fatto di è mafia stato un oggi non si andava a pezzo, bisogna votare. dire. Io non Comunque- credo che Rente sia una città mafiosa, io credo che Rente è una ottima città, ci sono delle energie che vanno valutate, vanno sostenute. Purtroppo è la litigiosità all'interno dei partiti che a volte affossa la buona amministrazione. È questo che noi dobbiamo rivedere. Io parlo anche all'interno del mio partito, cioè noi all'interno del partito non ci deve essere la gestione Caligiuri che deve essere messa in discussione di una persona che deve pigliare il posto di Caligiuri. Si deve mettere in discussione la democrazia e la partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Io credo che Rente in passato è stato un esempio di buona amministrazione. Perché, scusami, su alcuni argomenti è obiettivo, principalmente sulla sanità. Ha riconosciuto che il Scopelliti ha fallito. Io voglio aggiungere un'altra cosa, che sulla sanità la politica deve stare fuori. Non è possibile che la politica nomina il dirigente, il direttore di turno che deve rispondere poi al punto di riferimento affossando quello che è poi la sanità. Io ho assistito di recente, di pochi giorni fa, alcuni malati di tumori che non riuscivano a curarsi perché mancava il medicinale. Non è possibile che la politica gestisca la sanità. La sanità, e non solo la sanità, ma dico anche l'istruzione, deve essere gestita da persone competenti. Perché se io vengo nominato direttore sanitario e sono un incompetente, non posso creare prospettive che vanno a salvaguardare la salute pubblica. È questo che la politica deve capire. Col fatto che è stato ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori anche a 30, si pone, questo è un problema per i partiti, invece no, perché è stata paventata l'idea che resteranno fuori dalla rappresentanza ad esempio Vibe e Crotone. Ma, guardi, io avrei eliminato le regioni, non le province. Io ho fatto un'esperienza all'interno dell'amministrazione provinciale, così come l'ha fatta Fabrizio, e credo che è d'accordo con me. Ho fatto il vicepresidente all'onorevole Francesco Principe, oggi faccio l'assessore alle attività produttive e sto sul territorio. Mi rendo conto che i costi della politica non sono le province, perché un consigliere provinciale guadagna 800 euro al mese se partecipa a tutte le riunioni di commissione. Però c'è un dato che dobbiamo sottolineare, che il consigliere provinciale è presente sul territorio e si fa anche, prende la responsabilità dei problemi che vive il territorio, partecipando a manifestazioni di interesse che salvaguardano il territorio, mentre la regione, io non vedo il consigliere regionale che è interessato su una problematica regionale, e l'ho notato anche con lo sciopero che hanno fatto i medici, che non c'era tranne qualcuno, uno o due consiglieri regionali che sostenevano la causa dei medici, e mentre poi assistiamo allo sperpero delle regioni dove i consiglieri regionali guadagnano quello che guadagnano, poi ci sono gli annessi e connessi, gli imporsi e tutta. Io credo che la riduzione è un fatto anche migliorativo per quanto riguarda la politica. Certo, oggi un partito si deve attrezzare perché c'è anche la soglia di sbarramento che è quella del 4%,
e quindi i partiti si devono radicare sul territorio per esprimere un consigliere regionale che va a rappresentare poi la provincia che li elegge, però la cosa che io mi auguro è quella che il politico che viene eletto deve stare sul territorio. Non è possibile assistere anche ai nominati che adesso stanno al governo, e parlo anche di colleghi che sono stati eletti deputati e che non si vedono più sul territorio a garantire quella presenza, e la Calabria ne soffre. Stiamo assistendo alla chiusura, all'abolizione dei treni che non raggiungono più la Calabria. È stato smantellato il sistema di collegamento, già era insomma molto precario rispetto a quello che offre il centro-nord. Ecco, questo è quello che io mi auguro, che adesso chi va a rappresentare la propria provincia all'interno della regione sia una presenza significativa e presente sul territorio. Al di là della politica, lo diceva pure Fabrizio, una volta che è finita la campagna elettorale, io mi auguro che vince il centro-sinistra con un presidente che sia radicato su questo territorio, ma dopo che è finita la campagna elettorale non bisogna fare il distinguo, bisogna amministrare e dare risposte ai problemi che questo territorio ha, dalla sanità, lo ripeto, al lavoro, al turismo, così come diceva lui che non abbiamo avuto un rappresentante che portava avanti la questione. Infatti, lasciatemi dire una cosa, io ho fatto l'assessore alle attività produttive della provincia di Cosenza e ho partecipato con piccole somme a manifestazioni di interesse nelle fiere internazionali. Sono partito con 7 aziende, sono arrivato a 74 aziende che hanno, attraverso questo meccanismo della sponsorizzazione del territorio, hanno avuto praticamente un incremento della propria azienda come vendita e hanno assunto anche del personale. E questo è il politico che... queste sono esperienze importanti, perché noi vediamo tantissimi sprechi nel campo proprio delle manifestazioni, delle fiere. Non parlo più. Adesso stiamo ragionando sull'Expo 2015 che si deve fare a Milano. Io ho appreso nell'ultima riunione che abbiamo fatto a Catanzaro alla Regione Calabria che la Regione Calabria paga un fitto abbastanza corposo a Milano per tenere chiusi dei locali che devono essere a disposizione degli artigiani. Non è possibile. C'è una sede della Regione che rimane chiusa. È lo sperpero della cosa pubblica. Allora noi dobbiamo essere, principalmente noi, dobbiamo dare l'esempio della buona amministrazione. Ecco.